Oh, vai, per desinare un po' di ciambù e un po' dell'arte di mangiare un paglancao, sai. Si fa una suppo di sebo. Le cose, un po' di brus. E voilà, De colma mai de fa io non me lito, quello la spugnon ben bene. Che io vedo. Ma de puro rosino intendiamo pagare, sai, non abbiamo stato vecchio per mai, Allora lo tu, quello sanavano arrestati puni. Ma mai di ora ci ha guardato los per celenos perché ci ha fatto i vignetos, ci ha fatto dei gatos per celenos. Allora per lui guardare, gli mettiamo la caixa dei bla. Perché lui bla lo mettiamo in una caixa in bosco, me lo tappa. E lo giorno li mettiamo anche lei e si guardavano bene. Quanto tempo si può guardare comunque? Oh, vai, lui guardava di ottobre a Celenos, Erano buoni. Erano buoni, beh, capisco che erano buoni. Perché mangiavano naturale. Mangiavano di cavo come noi, buon si può non guardare. Lo so ormai di 3 settimane. Ma all'epoca mangiavano naturale, si guardavano bene. E a Celenos che mangiavi? Oh, a Celenos mangiavamo tutti i giorni, magari io e mio padre ero a Ciasaire, allora di cosa abbiamo de pedrises, facciamo quelle pedrises, de caire un buon piatto di ragnolos, e così regala abbiamo. Del raiolo di che si fa del raiolo di cugurdo? No, sì ne facciamo del raiolo di cugurdo, spalla moto. Le raiole li mettiamo di brio, di petit salé. Come la ventresco? Voilà. Ma erano già un po' secco, sai? O se no sapevano allo porco. Facevano rosti un po' di viando di porco. Di costelletto. Perché la costelletta già lo runte qua, la costelletta loro mettiamo lo magri. E lo lumbu. E lo lumbu, voilà, per con lo lumbu, perché da poi levavano lo lumbu. Come lo fai a lo lumbu? A notte lo lumbu lo mettiamo, lo occupaviamo, après lo mettiamo a seccare. Allora, tanto era fresco, ne facciamo un po' alla poêle, come rosti un po' alla poêle, e quello era un po' secco, lo mangiavamo crudo, ma se era poco. E li metti a sdare ci un di pebre, di sale? Beh, un po' di pebre, un po' di pebre, un po' di sale, ma pas troppo salato, perché magari preferavo lo salato con lo sicuro. E poi ne mettiamo un po' se ne lasciamo seccare per lo mangiare crudo. Ma mettiamo un po' di pebre perché lui comunque si guardava meglio, le mostre che andavano resto, perché all'epoca avevamo manco di caldo a mangiare. E tu lo pendiavi non teniamo la crota e si guardava bene. Fa fresco davanti? Fa fresco. L'estiu davanti lo vi tutto si tiene fresco perché la terra, per dire. E allora l'estiu si tiene fresco e l'inverno quello fa freddo fuori che fa un freddo cacciano. Rende lei la crota ti riesce già lo sofaggio davanti. fa buono lei la crota. Naturale che? Oui.